Se il processo di pacificazione procede, presto ai progetti di solidarietà internazionale potrebbero affiancarsi nuove iniziative di cooperazione economica e commerciale. Qui sono in molti ad auspicarlo e a contare soprattutto sull'Europa. Le differenze culturali o religiose non rappresentano un ostacolo, come dimostra proprio l'esperienza di Water for Life, organizzazione fondata da un prete cattolico che opera in un contesto prettamente islamico. In Somalia convivono Islam diversi, dalle forme più moderate a quelle più radicali. Pare che qui siano presenti anche alcune cellule di Al-Qaeda. Non è però da imputarsi all'Islam la pratica molto diffusa delle mutilazioni genitali, contro la quale Mana conduce una lenta e paziente battaglia. L'infibulazione, a cui sono sottoposte quasi tutte le bambine, è in realtà un rito arcaico. Ad Ayoub essa è stata da tempo sostituita da un rito simbolico che comporta il versamento di qualche goccia di sangue, ma non provoca danni reali. L'infibulazione diffusa non c'entra con la religione, è una cosa tramandata di madre in figlia, e viene da una usanza molto lontana, però la religione non dice di fare l'infibulazione alle femmine, e ti dicono: ma io queste cose l'ho fatta per tutta la mia vita, tu adesso mi vieni e mi dici di non fare. Allora, per non dire stop queste cose, si cerca di ridurre. Vanno i medici con le ostetriche tradizionali del villaggio, anche mettiamo loro anche a lavorare, invece di tagliare tutto, almeno di fare un piccolo taglio, solo versare 2 gocce di sangue. Una cosa simbolica è a far vedere anche alle nonne che la cosa è stata fatta, e poi bisogna rispettare la cerimonia. La cerimonia si fa per tutto il villaggio. La cosa più importante per le donne è rispettare la cerimonia, che è una grande festa. La religione può essere anche una forma di riscatto, come nella festa riservata alle sole donne, che segna l'inizio del Ramadan, il mese del digiuno rituale. Non tutti i musulmani, specie se uomini, approvano il comportamento di queste donne. Il perché lo si intuisce facilmente dalla gioia dei volti e dai canti. Questo spazio è delle donne, un momento di libertà e di comunione in una vita altrimenti scandita dal duro lavoro e dalle discriminazioni. sida ay ku timidna aan idin tilmaamay tacliintooda weeyaan kuwa tacliintooda weyn tabta lagu tanaaday lagu taaba qaaday talaabada adduunyada ubadkiis ku tiirshaa yeynaan u kala tegin boodada markii aan ka jabay iyo boqonka taagiisa haweenkii waa bidhan lahaa bahalkii cawlaay. Il futuro della Somalia è in mano anche a donne così. Donne che vogliono un cambiamento, ma senza rinunciare alla propria identità. Mana è riuscita ad ottenere che il 12% dei deputati al nuovo Parlamento siano di sesso femminile. Determinante sarà inoltre il contributo delle nuove generazioni. In un paese dove solo il 25% della popolazione sa leggere e scrivere, quella della scuola è per i giovani una scommessa fondamentale.
Infine, c'è la sfida di dare al Paese un assetto istituzionale stabile e fondato sulla legalità, oltre i conflitti tribali e i condizionamenti dei poteri occulti, che hanno tutto l'interesse a mantenere la Somalia in uno stato di perenne destabilizzazione. Il caso di Ilaria Alpi, la giornalista italiana assassinata assieme al cameraman Milan Hrovatin mentre indagava sul traffico di armi e rifiuti tossici fra Italia e Somalia, dimostra che queste coste possono essere il crocevia ideale di ogni sorta di traffici illeciti, a cui non è estraneo lo stesso Occidente. Nell'autunno del 2004, l'elezione del presidente Abdullah Yusuf ha rappresentato un importante momento di svolta. L'importante, ora, è far sì che la Somalia non rimanga isolata. Per questo l'amicizia sviluppata fra Merca e Trentino è così importante e va sostenuta.